Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Io mi chiamo Hildegarda, per quanti non conoscessero il mio canale, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo, astrologia, ritualistica e ovviamente le Sibille. Come state? Come andiamo? Questa sera è una serata dedicata a, a, appunto alle vostre domande, quindi sono qui a disposizione per fare una domanda gratuita alle persone che insomma verranno sorteggiate, chiamiamolo così, perché non andiamo in ordine di arrivo, cerchiamo di dare spazio a persone nuove così da rendere il canale democratico. Buonasera Claudia, buonasera Lucy, buonasera Pierluca, buonasera Alessandra. Bene, bene, vedo che cominciano a raggiungerci un po' di persone, mi fa piacere ovviamente. Che dire, vi ricordo che è venerdì e che il venerdì il Marietto e la sottoscritta alla fine della diretta iniziano i lavori dei protocolli di riequilibrio radiestesico, dunque per quanti poi si sono rivolti a noi la serata continua, anche se non nella diretta, chiaramente ci occuperemo appunto di queste persone per ripristinare tutti gli equilibri di energie sottili, le frequenze, andiamo a rimuovere se ci sono pensieri negativi, se ci sono pensieri negativi non solo nostri ma anche di altri verso di noi, se ci sono frequenze inappropriate, se si sono accumulate cose che comunque non vanno bene, insomma si toccano moltissimi passaggi, si cerca di, una volta neutralizzate tutte le distonie, si cerca poi di sintonizzare sulle frequenze più appropriate e quelle, come dire, migliori, la serenità, la prosperità, l'amore, la salute. Bene, allora, ovviamente, vi ricordo che, nella domanda dovrete essere precisi, mirati, possibilmente, restare anche, in collegamento con noi perché, se vediamo che non siete presenti passiamo alla domanda successiva, quindi, è necessario perché magari vi facciamo delle domande, cerchiamo di interagire, no, come se fossimo durante un consulto professionale, che a proposito vi ricordo, che sia il Marietto che la sottoscritta siamo disponibili per consulti professionali di 45 minuti al costo di 20 €, quindi troverete il mio numero che scorre, in sovraimpressione per tutto il tempo della diretta, prendetene nota se avete desiderio di approfondire quello che, vi sta a cuore. E, che dirvi altrettanto, sempre lo ricordo, ma lo ricordo anche, per le persone insomma nuove che si collegano al canale, anzi ai canali che trasmettiamo da 3 canali in contemporanea. In questo caso siamo nel gruppo di, radionica, radiestesia, genese e magie varie, dunque, il gruppo della Paola Chiarilli, che saluto con tanto affetto e che ci ospita, non solo per le dirette, ma anche per la condivisione, la divulgazione di materiale appunto legato all'ermetismo, alla tarologia o, alla radiestesia. A proposito vi, mando ovviamente per quanto riguarda proprio questa possibilità di attingere a materiale gratuito, materiale di divulgazione, sul sito www.ilcapitano.intervista.org dove potrete appunto approfittare della, possibilità di attingere a materiale gratuito raccolto in PDF, pronti per la stampa. Quindi se vi piace l'idea di poter intervenire fin da subito, di fare qualche correttivo nella vostra vita con una tecnica che, recentemente è ritornata, e dico ritornata perché le onde di forma, sono studiate dall'antichità a perdita proprio di memoria, dunque, diciamo che se vi interessa, poter approfondire questo aspetto e intervenire nelle varie aree della vostra vita, allora, approfittate, scaricate questo materiale, è corredato di spiegazioni, ma se vorrete qualche approfondimento in più troverete nelle playlist del canale YouTube del Marietto Veneziano e nelle playlist del mio canale YouTube che si chiama Hildegarda,
degli approfondimenti da cui sicuramente, troverete risposte, indicazioni, suggerimenti, ma anche moltissime altre cose. Cercate, come dissero: "Cercate e troverete". Ma, il sito non si ferma lì, c'è anche la sezione shop dove potrete, valutare fra i vari articoli che sono, insomma le cose che mettiamo a disposizione proprio per aiutarvi a propiziare, oppure a proteggervi, a difendervi o anche solo, come dire, fare anche solo degli approfondimenti o uno studio delle vostre stelle, bene, cercate nella sezione shop questo che vedete in sovraimpressione è il talismano sefirotico, è programmato per la difesa a 360 gradi, dunque la difesa da ogni forma di interferenza, di negatività visibile e invisibile, fisica e non, quindi, sicuramente per chi sente di non solo volersi avvantaggiare di una difesa in più, ma anche di propiziare tramite il contributo delle Sefirot, che ricordo per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse ancora sentito, essere le varie schiere angeliche che, contribuiscono a perpetrare e a governare questo mondo materiale. Pertanto secondo me è un ciondolo molto importante. E non solo, come vedrete nel sito trovate anche i sigilli, ovviamente, ehm, a meno che non arriviate con le idee chiare di ciò che intendete avere, cioè se avete già deciso per conto vostro qual è il sigillo giusto per voi, potreste anche, invece chiederci di valutarlo durante un consulto professionale, perché la scelta del sigillo dovrebbe partire da uno studio astrologico per capire, insomma, dove siete deboli, perché probabilmente se avete in mente, non so, l'amore, magari non avete nessun problema con l'amore, ma col coraggio, oppure con altre circostanze che una volta rafforzate vi permetterebbero di arrivare al vostro risultato. Dunque vedete voi, c'è tanta carne al fuoco, compreso appunto il numerietto propone. Ecco, queste sono immagini di ritualistica. Tutti questi rituali sono eseguiti, su commissione, ma previa valutazione, perché ogni circostanza, ogni situazione è, diciamo, a sé e richiede interventi mirati e specifici. Perfetto, io direi di procedere, con la prima domanda. Giovanni: "Ciao Ilde, 11 dicembre '72, vorrei sapere se troverò qualcuna in amore". Vediamo un po' per Giovanni se c'è qualche incontro. E buonasera anche ad Agata. Giuliana, buonasera. Anna Maria, buonasera. Mi raccomando, allora Giovanni, ci sei? Sei con noi in questo momento? Mi dai un cenno così se, possibile, insomma, interagiamo, altrimenti magari passiamo alla prossima domanda. Sei qui con noi Giovanni? Vediamo se magari c'è un po' un tempo di differita. Ehm, Va bene, Giovanni forse. Ah sì, 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 c'è. Marietta ha scritto sì, benissimo, va bene. Allora torniamo a Giovanni e concentriamoci sulla sua data. Mi ricordo solo un dicembre 72. Riesci, ecco, è qui. Ah, ok, ecco qua, 11 dicembre 72. Vediamo se trova qualcuno, una persona in amore. Bene. Allora, le sibille parlano comunque subito in prima battuta di un blocco. Mh. Potrebbe essere un blocco rispetto una strada da prendere, un'iniziativa o un cambiamento, un trasferimento e, per certi versi evidentemente influenza magari la situazione attuale.
o magari l'impossibilità di spostarsi. Allora, ma vediamo. Ehm, nella linea del passato, le sibille ci parlano della conclusione di un qualcosa che probabilmente era una passione a distanza, oppure un rapporto con una persona lontana, una conclusione che però ha prodotto una specie di riavvicinamento o comunque in seguito, ti ha riavvicinato o hai magari pensato di riavvicinarti a una ex, una persona che comunque è importante nella tua vita o ne fa parte da lungo corso, da lungo tempo. Di fatto si vede che desideri, aneli, speri di trovare qualcuno, ma è diventato quasi, un tormento. Forse fino ad oggi, anche alcuni incontri qui comunque c'è un incontro che a meno che tu non lo abbia ancora fatto, potrebbe essere stato fatto da poco, perché è nella linea del presente, pertanto ci dà un'indicazione di un qualcosa che è stato molto passionale o potrebbe essere molto fisico, molto passionale, ma non c'è la stessa idea, siete comunque distanti in altra maniera. Potresti magari esserti fatto affascinare, catturare da una persona che ha tratti di narcisismo, oppure questioni di studio, di lavoro la tengono lontana. O è stato proprio una di queste cose a farla allontanare. Quindi per ora c'è, ma non c'è. C'è questo desiderio, cioè c'è stato o ci sarà, ma non sarà, come dire, stabile, anzi avverrà poi un distanziamento. Ma potrebbe anche indicare come tu in questo momento senti proprio più forte che mai il bisogno di amare, di essere amato, cioè è diventato, quasi una forma di tormento. Allora, la carta dell'artista però può parlare anche di studi, della necessità di confrontarsi con qualcuno, magari di parlare. Dunque, forse è un suggerimento legato anche all'andare magari a fondo di un qualcosa, di capirne, i perché, le dinamiche. Questo potrebbe essere comunque così un suggerimento nella lettura. Nel prossimo periodo, ehm, c'è qualcosa come un vecchio schema che si ripete o una situazione quasi ricorrente che torna un po' a galla, ma, torna e ovviamente lo fa in un modo non ti dico che è una situazione che torna a galla però con le sue problematiche. Magari è a seguito appunto di questo, di un approfondimento, di uno studio, oppure di un'indagine, di un'analisi anche con qualcuno che, può avere le competenze delle dinamiche sentimentali o di quello che possono essere, alcune tue ripetizioni, perché nel prossimo periodo comunque c'è un qualcosa allora potrebbe indicare un rapporto che era comunque basato su un tacito accordo di interesse reciproco, un interesse che potrebbe essere legato anche a una forma di convenienza, no, di natura economica, oppure come ho detto prima, in prima battuta, potrebbe riportare a galla cose che sono state accumulate e che probabilmente a un certo punto fanno deflagrazione. Quindi arriva un punto, il punto di rottura e questo ti causerà secondo me un po' cioè sentirai proprio una specie di abbattimento per la quale magari ti chiuderai un po' in te. Però attenzione perché questa cosa forse è liberatoria, perché quello che viene dopo comunque è un rapporto o la costruzione di un qualcosa di, decisamente più solido. Qualcosa che può essere anche ufficiale, un nuovo inizio con un impegno. Direi che forse questa crisi, questa
la necessità anche di fare piazza pulita. Qua mi sembra quasi di vederci, se devo paragonarlo a un influsso astrologico, mi sembra la mano di Urano, no, che prende e spazza via senza pietà tutto quello che insomma, in modo un po' improvviso, un po' brusco. Però ecco, c'è qualcosa che è catartico, perché poi nel prossimo periodo sembra proprio che finalmente possa nascere un qualcosa di veramente di più, se non che addirittura non so se intendi avere ancora figli, ma chi lo sa. Comunque c'è un qualcosa di importante che ti aspetta, ma passa o arriva come dire, come premio, oppure come conseguenza di una profonda crisi. Allora, nell'esito l'esito annuncia una cosa: intanto che una donna oppure una serie di difficoltà lasceranno il segno, delle notizie, delle cose che possono essere dette e che però sono dette forse con l'intento proprio di dare una sofferenza, di infliggere un dolore. Perciò c'è qualcuno che in futuro e forse proprio come Mhmm, a contrastare, ecco, quel periodo bello dove costruisci, dove c'è una svolta, ecco, questa figura probabilmente non accetterà tanto facilmente questa cosa e potrà creare un grosso contrasto, un qualcosa che ti farà soffrire. Però Messaggero e Gran Signore introduce comunque un aiuto importante o forse l'arrivo di qualcuno che potrebbe essere risolutivo. Non so perché c'entri tutto questo con la sfera sentimentale. Confido nel fatto, Giovanni, che quando capiterà tu capirai a cosa si riferivano le sibille, okay, ti sarà chiaro in quel momento. Magari è un uomo che distrarrà quella donna e sarete tutti sereni, chi lo sa. Allora, ma Claudia, non è che ti saltiamo sempre, è che cerchiamo di usare questo spazio per dare risposte a molte persone, anche a persone che ancora non hanno mai avuto a che fare con noi. È in fondo, come dire, uno spazio dove doniamo del tempo, ma dove ci facciamo anche pubblicità. Allora, comunque, Marietto, chi proponi? Alessia. Vorrei domandare quali sono le energie per il mio nuovo percorso universitario che a breve intraprenderò e che comporterà il mio trasferimento da sola. Grazie, 22 aprile del 99. Bene. Dunque, le energie per il mio nuovo percorso universitario. Va bene, allora vediamo un po' com'è la situazione legata al tuo percorso universitario. Allora, ehm, dunque Alessia, sei qui con noi? Stai ascoltando, stai seguendo? Mi dici gentilmente in cosa comincerai questo percorso? Qual è la materia o il corso di laurea al quale ti sei iscritta? Okay, ci sei, mi fa piacere. Ehm, Così, perché magari poi escono fuori delle sibille. Io leggo, Mh, sempre grazie. Allora, scienze naturali. Dunque, prigione amica, dunque, non so, magari c'entra una persona con cui avevi progettato di fare questo corso di studi e che non procede, chi lo sa. Oppure questo bloccherà delle amicizie. Forse il tuo trasferimento potrebbe avere questo tipo di impatto, però vediamo un po'. Allora,
c'è stata una notizia che era importante, ma che in passato è nella linea del passato, dunque una notizia o una persona che ha portato una notizia, qui c'è la figura del messaggero, no, che, però, insomma la comunicazione, la notizia che ha dato non era proprio delle migliori. Questo ha causato preoccupazioni, pensieri, forse qualche spesa di troppo, magari, qualche scelta difficile che ti ha posto di fronte a un cruccio, un dilemma morale, insomma c'è una sensazione di ehm, di prostrazione o di difficoltà che si vede nella linea del passato. Ora, poi in che modo questo possa essersi manifestato, non lo so, ma sembra comunque legato proprio a questo nuovo inizio. Ma è un inizio per il quale, attenzione, con la carta della fortuna, normalmente siamo di fronte a, un qualcosa anche di destinico, come se fosse la cosa giusta per te, okay? Però parte, come ho detto, con questo primo colpo un po' così. In effetti l'avvio c'è, le cose sembrano svolgersi nel migliore dei modi, stanza, non so, forse anche l'individuazione del luogo dove stare, se devi partire, se devi andare, magari hai trovato anche la stanza dove alloggiare, c'è qualcosa comunque che inizia nel tuo passato recente. Ora no, no, è questo vedi, fedeltà militare, comunque è un bell'accostamento laddove la carta della fedeltà migliora notevolmente, raddrizza il tiro, no, potrebbe indicare appunto una ferma volontà di realizzarti, realizzarti lì dove ti senti nel tuo. Quindi questo percorso di studi, ti dà una carica, una bella volontà di riuscire, voglia di darti da fare. C'è però questa carta della contrarietà, del deliri, i deliranti. Cioè, non che tu stia delirando, ma potrebbe esserci qualcuno che un po' ti confonde le idee, magari ti pone davanti a: ma poi che lavoro farai?" Cose o osservazioni di questo tipo, oppure, ci sono magari difficoltà fra coordinare, lavoro e studio, la necessità di doverti, organizzare anche in modo indipendente e quindi ci può essere un pochettino di smarrimento in una condizione di questo tipo, ma sei comunque una ragazza molto determinata e quindi questa determinazione sicuramente ti darà una mano anche a dare risposta a te o a chi ti solleva dei dubbi. Nel prossimo periodo vedo già arrivare delle soddisfazioni, il che significa che questo percorso fin da subito ti farà sentire, non solo contenta e positiva, ottimista, nel percorso, ma, anche con la possibilità di scrivere dei bei capitoli per il futuro. Allora, cosa nel dettaglio cosa si direbbe? Che magari devi coniugare, studio e lavoro, magari un lavoro, che ti permetta insomma di arrotondare o di arrivare a colmare quelle piccole spese. Comunque di fatto io qui vedo delle cose positive. C'è solo una cosa: qui nemico donna maritata amatrice. Allora, il nemico normalmente parla di ostacoli, parla di contrattempi, ehm, ma anche di chi ci può ostacolare e siccome accompagnato dalla donna maritata sembra comunque, l'indicazione di magari, qualche problematica legata a una figura che potrebbe essere la tua mamma, potrebbe essere una sorella più grande che è sposata o comunque, un qualcuno che, ti deve seguire nel percorso di studi, allora potrebbe essere, una docente o un assistente di una docente che causa qualche piccolo ostacolo. Ora lo vedrai poi nel futuro perché qui purtroppo, come dico sempre, le sibille non mi compaiono con nome e cognome, magari io sarei proprio brava.
Ma non è così. Però c'è questa serie di problematiche che sarà legata a questa figura, come pure potrebbe anche indicare un eccessivo morboso controllo da parte di tua mamma che vuoi magari è un po' preoccupata per la distanza, non è abituata o deve entrare ancora in quel meccanismo, ma di fatto la carta della matrice parla comunque un qualcosa di amorevole, ma anche qualcosa di bello dove tu metti il cuore, la passione. Dunque, questo sembra essere un po' l'indicazione, compreso anche il fatto che, la matrice oltretutto, a parte essere legata eventualmente a questa figura, a questa donna maritata, può anche indicare che tu riscopri, tutto l'entusiasmo e l'amore per lo studio, visto che la domanda è pertinente a questa cosa. Allora, vediamo poi l'esito. Allora, qui c'è una cosa. Nemica domestico. Allora, non lo so, qua forse, sarebbe il caso Alessia, chissà se me lo puoi dire, se hai un fratello o se hai un fidanzato che è diventato come un fratello e che magari con 'sta scusa che parti, magari ne prendi anche un po' le distanze, non lo so, però qui c'è un grande, grande ostacolo che ti viene soprattutto da questa figura, perché probabilmente Mhmm, o la tua emancipazione o qualcosa che tu comunque farai, potrà causare in lui, un atteggiamento veramente è come se cercasse di frenarti, nel tuo incedere. Come se avesse anche paura che tu possa andartene via, o farti una strada diversa dalla tua. Comunque, qualche problema ci sarà con questo domestico che normalmente è un fratello, oppure un fidanzato al pari del fratello, che cioè ormai, ehm, una persona molto vicina, un caro amico che magari ci ha sempre dato una mano, però c'è qualcuno che si sente minacciato da questa tua strada e quindi potrebbe, insomma, in qualche modo magari interferire o dirti qualcosa di poco bello, ma di fatto la tua domanda è se che energia c'è e se va bene per te e secondo me va bene, e sei anche fiduciosa sul cambiamento che porterà okay, va bene. Benissimo Alessia, io comunque ti ho risposto, vediamo un pochettino passiamo alla prossima domanda. Allora, Patti Patti, 1° agosto del '60, volevo sapere gentilmente se entro aprile riuscirò a trovare casa. La mia è stata venduta e l'atto si fa ad aprile. Okay, va bene. Dunque ti servirà per forza trovare un'altra casa. Allora vediamo se entro aprile, dunque diamo questo termine alle sibille. Vediamo un po'. Okay, brava Patti, brava. Ma, qui sembrerebbe un taglio molto positivo, dunque un avvio, un nuovo inizio. Certo, potrebbe anche indicare comunque un un qualcosa che già su cui avevi già messo gli occhi nel passato. Vediamo. Ma per me è un sì, è anche bello, un bel sì. Solo che arriverai in certi momenti intanto per te questo trasferimento, guarda qua, la morte, ma nel senso lo stai prendendo proprio male, il vedovo, il viaggio che è proprio la carta di trasferimento, la morte, insomma non l'hai presa benissimo. Mhmm,
ti vedi costretta, tuo malgrado, a fare un cambiamento, in un posto dove vedi qui in passato un po' hai sperato che insomma non mhmm, o di avere più tempo o che non ti togliessero da lì, no, dove ti eri ambientata, dove comunque stavi anche bene, invece vabbè, comunque chiaramente 'sto trasferimento sembra proprio che si farà e che tu ovviamente in questo momento le sibille si concentrano sul fatto che per te, è un qualcosa che insomma non parte da te ed è difficile, lo stai affrontando con difficoltà e probabilmente hai anche provato a guardarti intorno, ma, non c'è molto, ci sono sembra che, qualsiasi cosa tu provi, in questo momento, ad interessarti a qualcosa, non ha o gli manca qualcosa o l'hanno già data via o insomma c'è qualcosa che non va. E infatti nel prossimo periodo ti vedo un po' sospirare, forse l'ansia, la preoccupazione, il tempo che scorre non ti farà stare tanto serena. Però non voglio enfatizzare assolutamente questo momento che è un po' particolare, perché le carte del prossimo futuro cambiano e cambiano in meglio, perché a un certo punto, proprio quando forse non ci speri più, ci sono tanti ritardi, risposte che non arrivano, oppure, insomma qualcosa il manca il c'è il tempismo sbagliato, oppure, ehm, insomma è una carta che crea, no, ritardi, spostamenti nel tempo, ostacoli, è un tormento interiore. Beh, proprio lì, quando forse non ci speri più, arriva, qualcuno, una soluzione o ti verrà un'idea. Beh, di fatto poi a darti una grandissima mano e a creare una svolta, delle opportunità e delle occasioni sarà un uomo. Potrebbe essere anche un uomo che si occupa proprio di case, ma potrebbe anche essere comunque una persona, che ha una certa influenza, conoscenze, perché comunque un gran signore compare, il che significa che è nella condizione, nella posizione di darti una mano e lo farà. Ci saranno delle belle occasioni e guarda, vedo anche il contratto. Quindi abbiamo dato alle Sibille il tempo di aprile, è un contratto legale, magari non è a lungo corso, perché comunque c'è la giovane fanciulla, magari è uno di quelli 4+4 oppure 6+6, non lo so, che non è poco, però oppure quelli di 1 anno rinnovabili tacitamente, non lo so, però l'ufficialità ci sono le 2 carte dei contratti e della legalità. Son venute tutte e 2, più la matrice. Dunque torna il senso di un qualcosa forse che conosci già o già del passato, oppure comunque qualcosa dove starai bene. Per me è un sì, eh. Dunque patti patti, avanti, coraggio. Benissimo. Allora, vi ricordo che essendo venerdì adesso mi dedicherò ai protocolli di riequilibrio radiestesico per tutte le persone che si sono affidati a me, la stessa cosa il marietto, conclusa questa diretta abbandonerà la regia e si metterà appunto, all'opera e si prenderà cura dei suoi assistiti, altrettanto farò io. Noi ci ritroviamo lunedì alle 21:15, sempre qui, sempre su questi canali e sempre con la possibilità insomma di una domanda gratuita e il Marietto mi confermi che domani mattina sei perfetto, allora alle 11:20 la diretta col Marietto, così per chi non avesse ricevuto una risposta questa sera, grazie a te Patti, sicuramente avrà un'altra possibilità, un'altra chance domani mattina e comunque di nuovo con me lunedì 21:15. Bene, grazie a tutti.